In Veneto si stima la presenza di circa 50.000 tra colf e badanti, oltre il 90% sono donne e per oltre il 70% sono straniere in netta prevalenza in arrivo dall'est europeo. Ma la percentuale di colf e badanti italiane è in continuo aumento e la richiesta di persone preparate e competenti è in costante crescita. Per questo la Regione ha stanziato 1.500.000 euro per dare avvio ad un progetto per preparare badanti qualificate. Abbiamo individuato intanto un albo regionale in cui quindi vengono inserite tutte le persone appunto che svolgono questo lavoro, quindi badanti, assistenti familiari, insomma, in modo che ci sia un albo ufficiale su cui le persone poi possono accedere. Gli sportelli, e quindi gli sportelli presso i comuni, sportelli famiglia, in cui la famiglia può andare a chiedere informazioni, quindi avere tutte le informazioni senza fare il giro di 350.000 posti, 350.000 palazzi. E un progetto particolare è quello legato alla formazione delle assistenti familiari. Prevediamo quindi di formare queste persone, formarle attraverso il Fondo Sociale Europeo, in modo da avere le nozioni base, quindi fare un corso di formazione. Al corso di formazione per i principianti, diciamo, quelle che non hanno lavoro, seguirà però un corso di formazione anche con la parte prettamente sanitaria, quindi con geriatri, con personale del pronto soccorso, con la Scuola Superiore di Sanità, proprio per quelle nozioni necessarie anche per la cura dei nostri anziani o delle persone disabili. Quindi trovare una badante iscritta in questo albo è una garanzia in più per le famiglie. È una garanzia di qualità, di una persona insomma, che ha seguito un certo iter, e soprattutto in questo modo si vuole anche evitare tutto il lavoro sommerso, il lavoro nero.